precipita, lo avevamo del resto anticipato noi, la situazione politica a San Michele al Tagliamento. È stato accolto il ricorso di uno dei dimissionari, autentiche dunque le 11 firme di dimissioni dal notaio, avevamo tutto questo anticipato. Moreno Teso è consigliere regionale del PDL nel vicino Veneto, è in collegamento audio e video con noi, con lui c'è Rosario Padovano, vediamo cosa ne pensa di quanto accaduto a San Michele al Tagliamento. Grazie, prendiamo la linea dal Veneto, abbiamo invitato il consigliere regionale del PDL Moreno Teso. Dunque la politica del Veneto orientale ci regala delle sorprese ogni giorno, però è più amara la sorpresa di San Michele forse per il PDL, lei cosa dice? Per una parte del PDL sicuramente, perché chi ha attivato questa procedura è una parte della maggioranza che si rifaceva alla componente di Forza Italia, in particolare alla componente che è molto vicina a un noto politico di peso della regione Veneto che è anche assessore. Perché non fa il nome Teso, se lo si sa? Beh, insomma lo sanno tutti. È chiaro che le sentenze non si commentano, si accettano, è la sentenza di primo grado, il sindaco ha già attivato, io lo continuo a chiamarlo sindaco anche perché, mettiamo subito in chiaro una cosa, sarà il candidato sindaco anche la prossima volta o di una parte del PDL o di una lista civica, su questo non si discute, che non pensi qualcuno di farci ingoiare anche. Ecco, ma visto che ha parlato della prospettiva elettorale per le amministrative, il PDL si presenterà diviso, magari il centro-sinistra unito? Il PDL si presenta unito nell'unico candidato sindaco che ha mantenuto fede agli impegni programmatici. Voglio ricordare ai cittadini, ma già lo sanno, che questo sindaco è stato mandato a casa con un agguato politico perpetrato da 4 persone, di cui 3 assessori, dove nessun atto amministrativo è mai stato censurato o c'è mai stato un voto contrario di queste 4 persone. Anzi, sono stati presi tutti all'unanimità. Allora qualcuno mi dovrebbe spiegare il perché va a casa un sindaco. Non è sufficiente dire che il sindaco va a casa perché è un podestà, tra virgolette, o è un decisionista. Se tu non condividi le decisioni del sindaco, voti contro in giunta o voti contro il consiglio comunale. Allora io accetto anche la sconfitta da parte di un sindaco e della sua maggioranza. Bene. Ma non si fa un attentato del genere alle spalle di una persona senza votare mai un atto amministrativo in maniera contraria. In conclusione, Teso, ricordiamo che Vizzon farà ricorso al Consiglio di Stato, quindi ne vedremo delle belle anche in futuro. Ringraziamo Moreno Teso per questo suo intervento. La linea può tornare alla redazione centrale. Grazie. Grazie anche da parte mia. Bisognerebbe, Teso, dire queste cose a qualche suo oramai ex compagno di cordata, ex compagno di cordata.